che se cambiava dei componenti, ma quello che porta avanti è sempre, insomma, il spirito con cui avevi Sì, cominciato. e voglia di divertirsi, di suonare, di fare qualcosa no. di originale, anche nell'arrangiamento, nel senso prendere dei brani della tradizione italiana internazionale e fare degli arrangiamenti un po' particolari, stiracchiare dei temi che sono in 3 quarti, poi 4 quarti. Scusa se ti interrompo, ma a proposito degli arrangiamenti, dopo mi passa per la testa. Sì. Sapevamo perché abbiamo visto anche le sue pubblicità andando al cinema, in tutti questi mesi che noi siamo frequentatori dei cinema, non solo cinema di un certo genere di nicchia, ma anche più commerciali, che avevi fatto un bellissimo arrangiamento per un cartone animato che si deve essere distribuito per tutte le sale. Sì, l'hai visto anche te di poi. L'ho visto al telegiornale. Il telegiornale, ti ha visto che roba? Sì, come è successo che noi abbiamo registrato. Intanto. Sì, intanto lo vediamo. Lo mandiamo, dopo che ne parliamo. Vai regia col filmato che non sbaglia mai. Batema! Demo, vuoi che ve cante qualcosa? Sì, grazie. Il nonno di me non aveva un nonno, che aveva un nonno che gli raccontava che il nonno del suo nonno su quel molo con Marco Polo spesso si incontrava, con Marco Polo spesso si incontrava. Marco Polo, curioso, no? E Marco che diceva che era vero, che sotto alla luna si trovava un mistero. Ma dimmi prima del tramonto, chi vuol che te lo canto te lo racconto, chi vuol che te lo canto te lo racconto. Me lo canti? E poi a sto mistero non si può cantare, perché si trova in fondo al mare, in fondo al mare non si può cantare. Se voglio te lo posso raccontare, se voglio te lo posso raccontare. Venga al sodo, come dice senza nome, lo racconti. Non credo che si possa raccontare, perché si trova in fondo al mare. Ma dimmi caro amico se sei pronto, chi vuol che te lo canto te lo racconto, chi vuol che te lo canto te lo racconto. Me lo racconti cantando. Il nonno di me non aveva un nonno, che aveva un nonno che gli raccontava che il nonno del suo nonno su quel molo con Marco Polo spesso si incontrava, con Marco Polo spesso si incontrava. Ma insomma, vuole sbrigarsi? E Marco che diceva che era vero, che sotto la laguna si trovava un mistero. Ma dimmi prima del tramonto, chi vuol che te lo canto te lo racconto, chi vuol che te lo canto te lo racconto, chi vuol che te lo canto te lo racconto. Che non si veda. Vai, che siamo tornati in studio! No, volevo vedere che la birra andasse giù, esatto, capito? Aveva paura che fosse dei problemi, invece abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo risolto tutti. Come che sei andata? È andata così. Noi abbiamo registrato con l'Input Studio un live al Marghera Village quest'estate. Abbiamo registrato 3 date con 3 repertori differenti. Dopo la prima serata, che sti qua si arrivai dicendo orca merda. Questi qua dai cinefare che c'è, e venì un fiaco così, un po'. Si aveva anche rifornito sì, tipo così, dopo invece è fine, qui che ha sentito tutti gli arrangiamenti, tutte le robe, voci dell'Ilenia, che è la nostra cantante, del Lucchino, che ha detto ma questi sono bravi a suonare. E allora mi hanno fatto questa proposta dicendo c'è questo film che si chiama Il Codice Marco Polo, che abbiamo visto, stanno cercando un gruppo che faccia dei pezzi reggae e ska, hanno già le melodie pronte, il testo è quasi pronto, dovete soltanto aggiustare un attimo il testo e dopo arrangiare. Gli arrangiamenti li ha fatti Filippo, che è Vignato, alle mie spalle, che non sbaglia mai. E mi hanno domandato di cantare e io ho cantato questa parte qua. Ma è una canzone simpatica, no? È una canzone allegra, sì, adesso io non voglio entrare nei particolari, però insomma la cosa è simpatica. Bene, bene, quindi invitiamo anche il pubblico a casa. Esce venerdì, il 22, cosa è venerdì? 22. Sì, di solito esce da venerdì il film. Sì, venerdì esce il film su tutte le sale, la settimana scorsa c'è stata l'anteprima a Silea. Ti sa Silea, è quello famoso dove che il Cine City, esatto, che entra Dovacche e si sente in seconda fila. A 4 gambe, si senta in seconda fila, dopo entra il Toro e si senta davanti così e dopo a un punto si gira, piazza così fa. Vedeo? Fai un applauso. Alan vinti davanti, guarda, fai un piacere. Oh, c'è altri video.
E dopo che c'è qui anche che si Gatti che entra in ristorante, arriva il cameriere, sempre a Silea e Ma dice... quante che ne succede? Ah, pubblicità! Che dice, e guardi i gatti, magneo. Vabbè ragazzi, Dopo che basta. Scardi che va a suonare a Treviso, si caga addosso e corre in cesso perché una diarrea fortissima, si butta e caga, sporca tutto, si girano che si carta e ora guarda dappertutto finché la tazza del cesso lo guarda e gli fa video. Fermeo, fiori, fermeo. Queste sono delle gemme. Stop! Invece Finieri... quando che vai in moto... No, Chi lo ferma? no invece da quello che ho capito che ti è di dirne che se capi varie proposte live, no? Ci sono... Sì, anche perché... che cosa succede durante i vostri spettacoli? Di Visto solito che date il succede meglio in live. che suoniamo Lucchino dorme da un'altra parte. No, Lucchino fa le sue cose, anzi Fai uno ormai... spettacolo. Volta Per me sta birra. Uso pesanti di droghe leggere e uso leggerissima di droghe pesanti, cose che non mi nessuno interessano. degli altri che interessa, Esatto, ormai. nessuno pratica. No. Di solito cerchiamo di suonare la musica, ecco. Ecco, suoniamo la Se musica. succede altro, tipo abbiamo suonato l'ultimo dell'anno, non vi dico, guarda. L'ultimo dell'anno è una serata particolare, se non si sciabolano prosecchi l'ultimo dell'anno quando sei che comunque. Io mi sto divertendo più che a volte a sciabolare il Barbera, perché tutti buoni sciabolare prosecchi, sciabolare Barbera. No, ma comunque so appunto che avevi diversi repertori, no? Anche al live che avevi Abbiamo dei repertori molto jazzistici, per cui arrangiamenti standard, canzoni, anche solo strumentali. Poi abbiamo dei pezzi un po' più reggae, dei pezzi un po' più allegroni. Ultimamente per esempio cantiamo Mangiamo a merda così, senza pironi e cortei, noi altri siamo por sei, mangiamo a merda coi dei, Oh ragazzi, fermo! Sì o no? Sì o no? Io non so te Lady Pollo, a me dopo questa canzoncina allegra che ci ha raccontato il Furio, invece io ho una voglia di vederli dal vivo. Sì. Quando è che suonate dal vivo prossimamente? Allora, questa settimana siamo venerdì alla Diamo di Jesolo, mentre sabato saremo a Roncal al Jack the Ripper. Porco can! La settimana prossima invece siamo al Crepappelle di Udine e sarà il 31, è la domenica o 30 gennaio, febbraio, marzo, gennaio 31. 7, 14, 21. E siamo al Crepappelle di Udine, mentre venerdì della prima settimana di febbraio siamo a Ferrara al Circolo Arci ai Bolognesi. Vai, dopo ancora, ma intanto... Vai ragazzi, fai un bel applauso ai Scagi. E se volete vederli dal vivo segnatevi questi appuntamenti o se no andate sul loro MySpace o sul loro sito se vero o no, www.myspace.com. Ok, questo è il sito. Sì, altrimenti è skyvenezia.basta.slash myspace.com/skyvenezia. Là, così vi potete ascoltare anche le canzoni. Ecco, ciao, poi messo anche è vero o no? Però Sì. Poi tra poco metteremo le anteprime del disco live. ragazzi, Metteremo in vendita le nostre magliette ho scritto Santa Marta. Poi adesso abbiamo appena fatto le culotte, giusto? Culotte? Sì o no? Le culotte con scritto Zoccola, che è un altro, Sì o no? è un nostro pezzo, uno di quelli che il pubblico aspetta prima che vuole sentire, Zoccola. è una di quelle canzoni. Sì, allora, l'anno scorso abbiamo fatto le canottiere canottiere con Cavallo scritto di battaglia. Zoccale, sto anno abbiamo fatto invece le culotte nere con la scritta azzurra Zoccola, poi abbiamo fatto il burro a cacao. Insomma, sono Volevamo fare i tribali, no? Bella idea. Regalo Tribali, per tutti i sentimenti. E invece gli altri, siccome che non abbiamo voglia di aspettare fino alla no. prossima data dei Scagi, vorremmo Stiamo invitarvi a la fare pelle. un brano qua dagli altri in Volentieri? studio. Sì, abbiamo messi d'accordo per cavare via i careghe durante il video e invece non abbiamo fatto, così adesso caviamo via davanti a tutti che fa ancora pittori di campagna come situazione. Va bene. E non sbaglia mai! E cosa ci fate sentire di bello? Sì. Qua chi che vuole una biretta intanto parla con la Tomaella che vedrai che vi mette a posto tutti e noi altri portiamo via i careghe. Cosa ci fate sentire di bello? Penso che faremo Vivo con amore, che non è vivo con l'unione. Non vivo per l'unione, o vivo con l'allone, vivo con l'allone. Lady Poggio se ti è in forma te vedi. Aspetta che
vi prepariamo anche un bel microfono, va, se avete... Dai, andate